c'è una macchina lì. Tanto non abbiamo i pessi. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Io ho avuto modo e il piacere di lavorare con lui come arrangiatore, come direttore d'orchestra, come pianista. Ho sempre visto un grande lavoratore dello spettacolo, cioè non ha mai fatto usi di eccessi, non ha mai fatto le notti inutili, le notti brave, in mezzo alla strada, insomma voglio dire, non si è mai dato alla movida, anche se parliamo degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, quindi è stato l'uomo che lavorava per l'artista, l'uomo ha sempre protetto l'artista e viceversa. Però quando sei arrivato a Roma ci capi tutti. Ci capi tutti. Qua abbiamo fatto Napoli via e dopo, dirigevo l'orchestra. Io ho una bella esperienza a livello proprio di accompagnare col pianoforte questi grossi artisti. Ho avuto il piacere di accompagnare, forse sono stato l'unico giovane ad avere il piacere di accompagnare al pianoforte questi grossi della canzone napoletana. Ho avuto il piacere di dirigere qualche volta anche l'orchestra accompagnando Mario Trevi in una trasmissione anche a livello nazionale. Scegliete appunto il titolo della canzone che adesso interpreterà Mario Trevi e dirigerà l'orchestra il maestro Gigi D'Alessio. Chi tu non me la sai, sta mesa mia, come cantare la canzoncella tua. Mario è una bella pagina della canzone napoletana. Mio padre mi accompagnava a cantare, ma a un certo momento, insomma, da un giorno all'altro, io pigliavo 1000 lire, pigliavo Enzo Berri, sa pigliavissima, a me non mi arriva niente, con Federico Canni. Poi facendo mi si dice la Sam, un grande successo, con 59, mi erano venute 500.000 copie. Poi mi ha detto, ma lei... E questo Vincenzo Palazzo ricette vicino, o prima segretario mio ricette Federico, a festa a Casa Luce ci devi dare 100.000 lire. Io lo dico, mamma mia. Scetti, ma questo è pazzo. Io sono un amministratore tu e fammi. Dice, ma non questo 12.000, si c'entra questi c'entrano tutto quanto. E perché ne vicino? Perché questo, io figlio di Enrico Canni, io fratello Giuliano, io fai nati la federazione più grande. Enrico Canni è lo soldato innamorato, l'autore lo soldato innamorato. Beh, tutti sanno Mario Trevi per Indifferentemente, anche se è stato un uomo sempre attento ai tempi, quando si parlava di canzoni, diciamo, un po' più legate alla malavita, canzoni sul sociale, canzoni da fare poi delle sceneggiate, era un attento, fece una canzone che si chiama Pagelli. Io onestamente non lo preferisco in quella veste, la veste che amo di Mario, indubbiamente Indifferentemente, e Mare Verde, piuttosto che Cunde Lampare, piuttosto che Utosore è veramente una perla, una canzone che veramente ha uno sviluppo armonico, diciamo una sorta di begin, ma fatta con classe. Guarda che te ne cavolo! Stupenda grande!
Hai visto? Casa e cascia. Chi se fa magella che vuoi, indifferentemente. Che sa calligrafia. Hai capito? Anzi, non sapevo che tenevi questa carta la già filmata. E che non si scaglia, ma no? No, non fa niente. Non fa lì. Vai, ma vale già messaggio. È sempre detto che tu sei stato un cantante più intelligente. Al di là, a bravura poi è un'altra cosa. A bravura non la da giudicare. Ci sta sempre là. Però se tu, io consenso tu puoi essere intelligente, ma se l'intelligenza la usi male, tu puoi fare pure successo. A buscare tanta soldi e dici, sai che me lo voglio accattare tutto Callino, per esempio. E invece ci sta chi può buscare i soldi e si può accattare un palazzo. Ok? Quindi tu ci state sempre, al di là dell'artista, ma ci sta una persona intelligente, ma ricordo, tu sei stato l'unico che tu ti dici, senti, ti a cantare, non ci voglio venire. È stato un uomo intelligente, non è stato uno spendaccione, per non dire che è stato un pircia. Diciamo a Schwarz, dammici 20 euro però, dai che Ma chi ho dato? metti 20 euro, almeno poco più perché altrimenti la tradizione non vale, capito? E devo dire che da Mario Trevi mi sono preso anche, mi sono rubato un po' qualche cosa, non in senso materiale, qualche pensiero. Ricordo con tanto affetto la prima cosa che mi disse quando io feci il mio primo successo, che era 100 anni, con il grande Merola, mi disse: "Moaglio, mi raccomando, stipo di soldi a catta da casa". E diciamo quello è stato un consiglio, sai, perché un ragazzo che comincia a ricevere un po' di soldi è facile, insomma, che si può perdere la testa. Ecco, quello è l'insegnamento che io ho avuto da Mario Trevi. Solo che Mario Trevi era l'opposto. Mario Trevi, per esempio, guadagnava 100 e ne conservava 110. Io, per esempio, ne guadagnavo 100 e ne spendevo 70. Che ste, diciamo, una piccola differenza di visione della vita. Vorrei diventare questo così, addo sta faccerò, so due appoggiati, sulla così vede una rivicina e va sarria sti terezza a vellutare. Bella che te bellezza che teni, facete a me le stelle in mezzo cielo, oscura una luna già sapi so vedere, perché più bella adesso voi parete. È anche un artista, diciamo, conoscitore soprattutto di una grande cultura dei vecchi classici napoletani, dei classici forse quelli che non hanno avuto successo. Un de lambada, ma c'è di canzoni, c'è una svegliata, però non ci fa di cultura. Questi 100.000 a me ricette, sì, ma io possiamo parlare o no? Ma come non può parlare, non sta guarda. Se non c'è una roba, no, allora io dice, scendi a me, fa così, fa così, fa così, fa così. Che si ci fa sbagliare? Scendi, ma io non sto capendo niente, ma mamma mette la voce in coppa una canzone con brigo, sto facendo. Dove lì, devo dire la verità, anch'io ho fatto tanta esperienza, ho conosciuto tante canzoni che per me erano addirittura, cioè, diciamo, delle canzoni che non avevo mai ascoltato, anche se, voglio dire, tutto sommato io sono, mia madre è stata quella che mi ha trasmesso l'amore per la musica classica napoletana, eppure avendo una mamma, insomma, che gli piaceva tanto tante canzoni, insomma, la musica napoletana, non mi ha mai cantato quelle canzoni. Ricordo che lui veniva con un nastrino, perché Mario aveva la passione di andare al mercato delle pulci
a comprare tutti i 78 giri, insomma dischi che praticamente era impossibile da ascoltare perché non c'erano più quelle tecnologie, e lui li riversava su delle musicassette e me le portava a me. E quindi io devo dire che lì ho avuto la grande fortuna di imparare tante canzoni che non conoscevo, quindi ho arricchito la mia conoscenza di questo grande patrimonio che è la nostra canzone napoletana. A mare chiare c'è stata finestra che appassiona mia del sole, un garofano attore in una testa passa l'acqua per sotto e non vede. A mare chiare c'è stata finestra. Modena no, si cucinasse come canta, cioè si cantasse come cucina. Io gli auguro altri 100 anni di vita, tanto oramai quello che rimane rimarrà per sempre, per i figli, per i nipoti, per i figli dei figli, per i nipoti dei nipoti. Lascerà un grande patrimonio a tutti noi, come noi faremo con gli altri. Quindi la musica è l'unica cosa che non muore mai. Buona vita a tutti. E indifferentemente io ero da te. Voglio la ventata.